Va ora in onda la rassegna stampa. Sami, so che sei un marionette della Lega. Dai, vediamo se hai le palle a parlare di questi assassini che hanno ammazzato questa persona. Questo qua è completamente integrato, 36 anni che vive in Italia. E li hanno ammazzato questi qua. Come quello lì, George Floyd. Qua dobbiamo fare una rivoluzione contro queste polizie, questi razzisti qua. Tutta colpa vostra voi della Lega e questi qua, Miloni, Vannacci, tutti questi qua che buttano sempre benzina sul fuoco. Per arrivare al potere usano solo stranieri, non hanno niente a dare agli italiani e all'Italia. Allora cosa fanno? Tirano fuori sempre stranieri, queste cose qua. Guarda, come adesso il benzina a 2,13 €, sto vedendo adesso il gasolio, diesel 213 qua, a Malpensa. Qua. E tutti questi qua, tutte le cose care in Italia, voi parlate di questo gioielliero che ha ammazzato persone, che Salvini è andato a trovarli 2 volte in 3 giorni in galera, in due volte in 3 giorni non vai che a trovare i suoi genitori. Vergogna, voi siete la vergogna d'Italia, la vergogna d'Europa, la vergogna dell'umanità, voi la Lega. L'immigrato del mattino che ci dà la forza di cominciare ad incazzarci di buon mattino. E c'è Sammy Varin anche stamattina che vi fa incazzare di buon mattino. Signore e signori, buongiorno. Adesso il migrante mattutino ve lo metto ogni giorno, per qualche giorno. Questo è il claim, questo è il mood della nostra giornata di informazione. Buongiorno, sono Sammy Varin. Buongiorno, lui è Simone e quello che ha parlato è Mustafa. Lo salutiamo caramente, anche perché è una bravissima persona. Se non fosse che è un po' invasato e odia un pochettino il paese che lo sta ospitando e che gli sta dando da lavorare onestamente, questo lo voglio sottolineare, perché sono tantissimi gli immigrati nel nostro paese che lavorano onestamente e si spaccano la schiena e lavorano molto più di me e di te, Simone, messi insieme. Il problema è che hanno questi pensieri contro il paese che li fa lavorare, che li ospita, che gli dà modo di metter su famiglia. Questi sono davvero i loro pensieri, e adesso l'ho fermato, ma andava avanti ancora, Che sta succedendo? Cosa succederà? Cosa bisogna fare? L'importanza che ci sia la Lega. Sì, l'importanza che ci sia la Lega, senza inventarsi cose con l'intelligenza artificiale per prendere in giro questo o quell'altro. Vannacci, ci vuole qualcuno che sappia davvero che cosa fare, che abbia l'esperienza. Di questo potremmo parlare, perché ancora una proposta, ma vi ho fatto vedere la locandina in apertura di trasmissione. Lunedì prossimo 27 luglio è un'idea che è venuta al sottosegretario alla presidenza Alessandro Morelli, che ben conoscete voi vecchi di Radio Padania, conduceva con me tante trasmissioni insieme poi a Matteo Salvini e hanno fatto tutti il giro a Radio Padania Libera. Un'idea sarebbe fare una serata alla settimana in diretta con voi e con qualche pezzo grosso della Lega. In questo caso ci è venuto in mente, oltre ad Alessandro Morelli, Claudio Borghi Aquilini. Potremmo invitare, se ne sta parlando, ancora niente di sicuro, aspetto conferme, però potremmo farlo anche come puntata zero lunedì prossimo 27 luglio dalle 21 alle 23. Che ne dite? Soprattutto perché di cose di cui parlare ce n'è veramente tante in questo momento. Da una parte la vicenda di Roggero, l'orefice, dall'altra parte quello di Fakir, il marocchino ammazzato, come si dice a Bologna.
Ed è proprio di quest'ultima vicenda che è arrivata come un fulmine a ciel sereno, e soprattutto la sensazione che sia arrivata è che sia stata pompata appositamente per cancellare quella di Ruggero. Mago Varin dice questo. Qui lo dico e qui lo nego, però è una mia sensazione, la stanno pompando proprio per spostare l'attenzione, E adesso l'attenzione si sposta bene, perché hai visto che casino che hanno combinato a Bologna? L'hanno messa a ferro e fuoco, 70 poliziotti feriti, e ancora questa mattina c'è timore perché questi invasati sono lì che aspettano che gli girino un po' le balle per far su casino. Questo è l'argomento del giorno, ve lo dico subito. Intanto, certamente, il buon mattino da Sammy Varin a tutti voi che mi seguite dal mare, dai monti, da casa, in giro per andare a Laura, perché noi lombardi non ci fermiamo mai, bravi, ma soprattutto da questo momento avete il permesso ufficiale di scrivermi, certo, al 340-6709-659, il numero di WhatsApp cliccatissimo in questi giorni. Bello, proprio ieri ieri sera ha scritto qualcuno decine di messaggi, e poi alla fine ne ha scritto uno dicendo ma i miei messaggi arrivano? Perché è il problema che li scriveva in tarda serata, e in tarda serata, perdonami chiunque tu sia, non c'è nessuno che li legge, capito? Li devi scrivere in orari, come si dice, in orario di ufficio. Noi iniziamo presto in ufficio, io e Simone siamo già qua alle 6 del mattino, e poi però alle 8 di sera si va tutti a nanna con le galline, capito? Mi hai? Quindi poi comunque se li scrivete i messaggi io ve li leggo tranquillamente a qualunque ora del giorno o della notte, e quando arrivo ve li leggo, però è meglio se me ne scrivete uno che riassuma tutto quanto, perché se mi mettete una frasettina dedicata a ogni cosa che è andata in onda, e io, se non ho seguito la trasmissione che voi avete seguito, non capisco più niente. Avete capito? No, neanche io. Ma questo Mustafa lo sa che il 50% degli abitanti delle galere italiane è uno straniero come lui? Ci scrive Erminio. Bologna ha bisogno di un sindaco, Lepore ha deciso di non esserlo. Questa è una frase di Matteo Di Benedetto, numero 1 della Lega in Consiglio Comunale a Bologna. Matteo Di Benedetto sarà questo pomeriggio su Radio Libertà. Alle 15.30 lo intervista il Marco Grimoldi, il nostro responsabile gadget, certo, ma anche il conduttore della trasmissione Lega e dintorni, che va in onda ogni mercoledì alle 15.30. Oltre a Matteo Di Benedetto per parlare di quello che è successo a Bologna, tutti sapevano come sarebbe finita quella manifestazione, ha detto ieri Di Benedetto. O Lepore non lo aveva capito e quindi è inadeguato al ruolo, oppure lo aveva capito ma ha deciso scientemente di andare avanti lo stesso, fregandosene delle conseguenze e abbandonando i poliziotti messi sotto assedio da bande di violenti portati in piazza. Lepore, mai così tanti messaggi contro Lepore, ve lo dico subito ragazzi, noi ve lo dico ogni giorno, siamo un laboratorio politico, cerchiamo di capire dove va questo paese, dove sta sbagliando il governo, dove sta facendo bene. Mai come oggi tanti messaggi che vogliono che il sindaco di Bologna se ne vada. Oh, mai accaduto, no, perché ragazzi a Bologna ma siete tutti schiavi dei punkabestia, ma dove pensate di andare senza di loro ragazzi? E quelli menano, e quelli intimano. Fatto sta che stiamo ricevendo, ci sono anche raccolte di firme, ne parlerò anche io, raccolte di firme online per chiedere le dimissioni del sindaco Lepore, sindaco di Bologna. Lepore non fa il sindaco, fa il portatore di interessi e il personaggio televisivo. Bologna ha bisogno di qualcuno che metta al centro della sua azione amministrativa il bene comune. Serve un cambio di passo, sta a noi darlo. Non vorrei dire, non vorrei dare, ma l'anno prossimo Bologna va al voto.
Tan, ta, ta, ta. Vi dicevo, Matteo Di Benedetto oggi alle 15:30 su Radio Libertà, e il nostro Marco Grimoldi intervisterà anche Piero Dragan, signori, che è diventato grande da qualche giorno, ha compiuto gli anni, ma è uno storico personaggio della cultura milanese. Lui insegna dialetto milanese, è già docente presso il Circolo Filologico Milanese e io sono segretamente innamorato di lui, sappiatelo. Lo dico chiaramente, ho fatto il coming out. Ma cioè adesso io sto parlando, mi state riempiendo di messaggi già a quest'ora. Siete matti? Cosa vogliamo fare? Adesso ci facciamo una chiacchierata, una ruba partita, ruba mazzette? Ok, continuate così che siete forti, io mi tuffo, mi devo tuffare assolutamente sul nostro quotidiano di riferimento, che poi il vostro, se non lo leggo non mi fate cominciare. Siamo orfani del quotidiano L'Unità, ricordiamolo, non esce più e aspetta che il PD lo acquisti, ma pare che ancora non arriva questa offerta di acquisto per L'Unità e c'è qui sempre Sansonetti! È sempre qua fuori Sansonetti. Vabbè, offrigli un caffè padano, Simone, dai, un caffè padano a Sansonetti. E perché Rete 4, sì, vabbè, una volta ogni tanto lo fa entrare, ma che adesso venga anche in Bellerio, no, non ti posso far fare una trasmissione adesso, Piero, dai, abbi pazienza, lo amiamo, Sansonetti lo amiamo, e però purtroppo il suo quotidiano non è più in edicola e lui non sa più cosa fare tutto il giorno. Il manifesto questa mattina titola Black Bloc, attenzione, Black Bloc. Perché Black Bloc? Questo me lo dovete spiegare perché io non ci arrivo. Allora, si vede la Meloni che si fa un selfie con dietro il suo pubblico, tanta gente, eccetera. Perché questa cosa? Ti giuro, non la capisco. Sotto la destra, a partire da Meloni, si scaglia contro il sindaco di Bologna Lepore con richieste di dimissioni e esposti in procura, accusandolo di fomentare odio e violenza. E fin qui ci siamo. È vero, ma non è la destra, caro amico mio del manifesto, è la gente comune, cioè non è che i miei ascoltatori sono tutti fascisti, capito? Secondo me non ce n'è manco uno, semplicemente si stanno rompendo i coglioni, caro manifesto, e a differenza di certi vostri amici, mica tutti, solo alcuni, non andiamo in giro a menare nessuno noi, anzi normalmente le prendiamo le botte. Il governo è diviso sulla licenza di uccidere i rapinatori, ma unito in una propaganda ormai senza limiti. Questo è la tipologia di comunicazione del quotidiano Il Manifesto, che non riesco a capire perché Black Bloc. Oggi non ho preso la pastiglietta, come mai? Non ho abbastanza cultura per... I Black Bloc sono quelli che menano di solito. Cosa? Perché il pubblico che c'è dietro la Meloni, molti sono vestiti di nero, potrebbe essere quello? Non lo so, guarda, mi arrendo, se ne sapete più di me scrivetemi ragazzi, lo sapete, io tra 10 minuti leggo tutti i vostri WhatsApp, 3406709 per comunicare con noi, se avete domande belle toste. Vi ricordo che alle 9 chi arriva alle 9 del mercoledì? Arriva il sottosegretario Alessandro Morelli. Wow! E quindi proprio a lui potremo fare le domande più toste. Scrivete ad Alessandro Morelli, per Morelli 2 punti, al 3406709 e io vi porto sul quotidiano Il Giornale. Perché? Perché oggi il giornale ha una super intervista. Indovinate cosa è successo? Sì, è successo anche oggi. Il computer mi ha buttato fuori dal programma. Perché? Perché ho mollato il manifesto e sono andato sul giornale. Sempre così, ragazzi. Se non è un quotidiano comunista, il mio computer di bordo si ribella.
conto corrente postale 37671294. Grazie a quelli che, approfittando di qualche giorno di vacanza, aiuteranno Radio Libertà. Siamo una radio con le pezzi al culo da sempre, ragazzi miei, e qui c'è l'ispezione, ogni giorno c'è l'ispezione, allora controlliamo le pezzi al culo come stanno andando. Scherzi a parte, chi ci può aiutare anche con soltanto 5 euro la prima volta che andate in posta, prendete uno di quei moduli bianchi, ci scrivete conto corrente postale 37671294, intestato a Radio Libertà, contributo volontario, la causale per quel computer di bordo che si rompe sempre, potete specificare. Chiaro che se siete internetari andate sul sito radiolibertà.net, in alto a destra c'è il pulsante dona ora e con una carta di credito o con un bonifico ci fate felici. Bastano 5 euro, ripeto, e di questi tempi io non sono in grado di chiedervene di più. Sono riuscito a entrare nel frattempo sul quotidiano Il Giornale. Perché sono sul Giornale? Perché oggi il Giornale ospita una super intervista proprio alla Presidente del Consiglio, che ci va giù pesante, signori. Ah sì, visto quello che è successo a Bologna, visto l'Epore che incita alla violenza, no, c'erano 2 piazze, Varin, 2 piazze, quella di Lepore era quella dei buoni, quella dei cattivi non è quella di Lepore. Oh, ti devo dire tutto, Varin, se la mia prof di matematica quando mi intervistava diceva così, Varin, qui casca l'asino, e tutti che ridevano. Vi ricordate ancora, i miei vecchi compagni di liceo? Meloni, ora tolleranza zero. Mi piace questa frase. Ora tolleranza zero, molto leghista, molto leghista. Sì, la sfida della Premier oggi sul quotidiano Il Giornale. Nessuno pensi di poter sfasciare tutto. Io e gli Stati Uniti mi chiamano patriota occidentale e da prima di Donald l'opposizione vuole l'instabilità. Sul Giornale quest'oggi, che propongo subito come quotidiano del giorno davvero da acquistare, so che voi comprate poco, la mia rassegna stampa la sentite perché mi volete bene, perché faccio un po' lo scemetto, ma soprattutto vi propongo cose che molto spesso non trovate su internet. Ormai la patata l'abbiamo girata, ce l'ho qui la patata. Perché? Perché su internet ci sono solo certe notizie, sui quotidiani ce ne sono altre. Io, pensate, seleziono le notizie che ci sono sui quotidiani, cioè non vi leggo le solite notizie delle cose normali che purtroppo brutte quasi sempre succedono nel mondo. Sì, ve le cito, ma vado a beccare quelle particolari che normalmente non ci sono su internet. Questa è la mia bravura, sono molto bravo a fare queste cose e mi faccio anche i complimenti da solo, anzi pat mi faccio così sulla spalla. Bologna in fiamme, l'Epore si dimetta. Ragazzi, non sto scherzando, mai come in questi giorni mi arrivano, a me che non sono nessuno, WhatsApp di persone di Bologna ma anche calabresi che dicono basta con questo Lepore. Un sindaco non può fare quello che ha fatto Lepore, convocare una manifestazione di piazza in centro a Bologna con il cadavere del povero Fakir ancora caldo quando non si sa di cosa è morto, perché è morto, non si fa, si aspettava qualche giorno. Bologna in fiamme, l'Epore si dimetta, titolo principale del quotidiano Il Giornale. Nel mirino, la sinistra delegittima la polizia per abolirla. Articolo di Nicola Porro. Complici, quel legame indissolubile tra il PD e le frange violente. Articolo di Paolo Guzzanti. Il modello finito, il caos Emilia, manifesto dei Dem.
articolo di Francesco Maria Del Vigo. Roba buona oggi sul quotidiano Il Giornale, dove vi porto immediatamente, perché guardate, un super articolo fitto con l'intervistona a Giorgia Meloni. Ve la riassumo. Ora tolleranza zero con chi sfascia tutto, voglio governi stabili, la sinistra, gli inciuci. Capito? Lei vuole governi stabili, la sinistra vuole gli inciuci. La premier a tutto campo, Montanelli lo ricordiamo in questi giorni, fu gambizzato dalle Brigate Rosse perché noi siamo sempre stati diversi da loro. Vannacci, un'alleanza con chi ti vota contro non sarebbe seria. Questo è un alto là, Vannacci, e al suo bel video romanesco che io non ho guardato, sono l'unico pirla che non l'ho guardato, ma mi rifiuto di guardarlo, è una cultura che non mi appartiene. E poi ho letto oggi che ci sono parecchi errorini storici su questo video, quindi c'è qualcuno anche ignorante, dal latino, certo, ignoro, ignoras, ignoravi, ignoratum, ignorare. Siamo sul quotidiano Il Giornale, vi dicevo l'intervistona Giorgia Meloni, bella, qualche argomento su Trump. Ben prima della sua elezione ho sempre pensato che rafforzare il rapporto tra Italia e USA fosse utile, non per niente mi hanno definita patriota occidentale. Ben prima della sua elezione ho sempre pensato che rafforzare il rapporto tra Italia e USA fosse utile. Roggero, l'orefice, è evidente a tutti che c'è un tema di proporzionalità della pena, questo è il fulcro. Come si può chiedere a un cittadino di avere sangue freddo quando è in pericolo la vita sua e dei suoi cari? E ricordate che l'argomento Roggero è sempre lì. Oggi ne discutiamo alle 9 con Morelli, perché questa cosa che è successa al povero Fakir ha spostato completamente l'attenzione. Hanno cominciato a far casino, a distruggere, a far male gli amici bolognesi, non tutti per fortuna, ma solo quelli dei back block, i comunisti, la gente che non lavora, non fa un cazzo tutto il giorno, non vede l'ora di rompere qualche cosa. Si è spostata l'attenzione dal caso Roggero, e quindi legittima difesa allargata che vorrebbe fare la Lega, e quindi non gli diamo i risarcimenti ai parenti dei ladri. Ci dispiace tantissimo, magari sono brave persone, anzi sicuramente, però forse tuo marito doveva fare un altro lavoro, glielo potevi dire anche tu, non fare sta cosa, dai. Lepore. Irresponsabile l'idea del sindaco di Bologna di chiamare la piazza dopo la morte di Fakir senza neanche aver appurato le responsabilità. È stata una messa alla gogna delle forze dell'ordine, dice Giorgia Meloni oggi intervistata sul quotidiano Il Giornale. Su Ranucci, non ho sentito le scuse, ma il silenzio imbarazzato di chi ha accusato il governo deve essere il mandante morale, il silenzio imbarazzato di chi ha accusato il governo di essere il mandante morale dell'attentato, ok? Ranucci, vi siete accorti, io non l'ho seguito proprio assolutamente, ho dato la notizia e basta. Penso che vi vada bene così, altrimenti certo potete girare su un'altra radio dove vi fanno un culo quadro tutto il giorno su Ranucci. Mi raccomando, doppio paginone oggi sul quotidiano Il Giornale con l'intervista a Giorgia Meloni che dice cose, anche l'altolà al caro general traditor Vannacci, che io amo, sono innamorato di Vannacci, lo voglio, però non mi fido più di lui. E come te l'ho detto, la fidanzata con cui siete stati insieme che poi ti dice non ti lascerò mai, Sammy, amore mio, e dopo va con un altro. Cioè, scusa, ma mi hai detto tutte ste cose, tu dici, caro Sammy, sei un sognatore, queste cose succedono normalmente anche in politica. Avete ragione, sono ancora un sognatore, io mi fido della parola data, soprattutto quella di un generale, pensavo che non tradisse mai i suoi commilitoni, e invece
Giro la pagina, sì, siamo ancora sul quotidiano Il Giornale, perché titola a pagina 4 e 5, no, che non leggo le pagine, sono scritte in minuscolo, sono delle formichine, 4 e 5, giusto? Violenza eversiva, scrive oggi il quotidiano Il Giornale. L'inchiesta, i tafferugli per il nordafricano spirato durante l'arresto, Meloni, disordini inaccettabili, via l'autopsia che è quella che vogliamo. Ci spiace davvero per questo ragazzo morto, sicuramente ci sono stati problemi suoi di salute o qualcuno che ha sbagliato, va assolutamente appurato, ma si aspetta a convocare una manifestazione. E qualcuno della sua famiglia che ha detto voglio vendetta, ce l'abbiamo l'audio ragazzi, ce l'abbiamo l'audio, poi è sparito e si è ritrattato tutto, sì, quell'altra che vuole andare in politica, sempre sua parente, ha detto non vogliamo vendetta, no, capite un attimino, qui è una questione anche di comunicazione. Se la prima frase che dici è voglio vendetta, voglio vendicare la morte di mio fratello o chi era questa qua, cioè la gente scende subito in piazza a vendicarlo. A Bologna sono così, Mi dite qualcosa? Ho ragione o non ho ragione? No, se non ho ragione me lo dite, io sono pronto tranquillamente a tacere, mi taccio. Se sto dicendo corbellerie, Simone dice sì, già, nel senso che le sto dicendo. 340 67 09 659, memorizzate questo numero e inviatemi il vostro WhatsApp dicendo sì, stai dicendo corbellerie. Bologna devastata per il caso Fakir, feriti negli scontri oltre 60 agenti. Bignami, qui i centri sociali sono alleati della maggioranza. Intervista con il capogruppo di Fratelli d'Italia. Con un sindaco capace non avrebbero spazio i delinquenti. La verità è proprio questa, alla fine, che a Bologna lasciano spazio ai delinquenti, poi dicono quella non era la nostra piazza, hai capito? Ma intanto gli lasciano sfasciare la città, tanto paga Pantalone, Pantalone siete voi bolognesi e poi alla fine siamo noi italiani. Siamo sempre sul quotidiano Il Giornale, perché da una parte l'intervista con Bignami, che dice appunto che dà spazio, il sindaco di Bologna dà spazio a questi violenti, dall'altra parte il comizio della nipote. Se la sorella ha detto una cosa, la nipote ne ha detto un'altra, ha detto che non vuole che si faccia, no dai, perché dobbiamo vendicarci di questa morte, vuole giustizia. Il comizio della nipote è già una prova di candidatura, scrive Francesca Neri oggi sul quotidiano Il Giornale. Una nuova icona, Yosra Fakir, già nel giro, e hanno scelto l'avvocato. Indovinate chi è l'avvocato? Lo dico o non lo dico? Lo dico, il compagno di Ilaria Cucchi. Prove di candidatura per la nuova icona della sinistra, scrive Il Giornale. Il copione ricorda quello già visto con Ilaria Cucchi e prima ancora Heidi Giuliani, un caso di cronaca che diventa battaglia politica, il familiare della vittima trasformato nel volto della mobilitazione e la stessa rete di attivisti, associazioni e lo stesso avvocato Fabio Anselmo, già legale della famiglia Cucchi e compagno di Ilaria Cucchi. Oggi quel ruolo sembra toccare Yosra Fakir, nipote di Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica durante un intervento della polizia al Pilastro. Fino a pochi giorni fa il suo nome era sconosciuto, lunedì sera invece è stata lei la protagonista della manifestazione organizzata in piazza del Nettuno. E ha parlato, urca se ha parlato. Articolone oggi sul quotidiano Il Giornale, che parla anche della rete pericolosa che cavalca la causa del marocchino morto, dai Cobas ai No Kings. Ecco
ecco la rete pericolosa che cavalca la causa del marocchino morto, la regia degli scontri in mano ai Propal e agli antagonisti sostenuti dall'amministrazione Lepore. Se ne occupa Francesco Giubilei, ricordando che Bologna è una delle città d'Italia con la presenza più forte di gruppi legati all'estrema sinistra che negli ultimi anni si sono saldati ai mondi Propal e agli islamisti, portando avanti occupazioni, manifestazioni violente, scontri con la polizia che hanno avuto l'apice in questi giorni. Ma, ribadisco, mai come in questi giorni, io sto ricevendo decine di messaggi di WhatsApp che dicono basta, non vogliamo più Lepore sindaco di Bologna. E infatti il quotidiano Il Giornale scrive: un uragano su Lepore, adesso deve dimettersi. Sammy, so che sei un marionette della Lega. Dai, vediamo se hai le palle a parlare di questi assassini che hanno ammazzato questa persona. Questo qua è completamente integrato, 36 anni che vive in Italia. E li hanno ammazzato questi qua. Come quelli lì, George Floyd. Qua dobbiamo fare una rivoluzione contro queste polizie, questi razzisti qua. Tutta colpa vostra voi della Lega
e questi qua, Miloni, Vannacci, tutti questi qua che buttano sempre benzina sul fuoco. Per arrivare al potere usano solo stranieri, non hanno niente a dare agli italiani e all'Italia. Eccolo lì, il nostro immigrato preferito, lo amiamo, Mustafa, ti vogliamo bene assolutamente. Ascoltiamo anche il tuo messaggio. È chiaro che ci fa pensare che cosa possiamo fare per rendere più felice questo Mustafa. Cercheremo di trovare la soluzione anche questa mattina, anche attraverso i vostri messaggi al 340 6709 659 e lo chiederemo al senatore Alessandro Morelli che sarà con noi tra un'oretta. Intanto abbiamo ascoltato The Devil's Ballad di Andrea Calabro, che trovate facilmente su tutti gli store digitali e anche su YouTube. Buongiorno gente, sono Sammy Varin, grazie a chi mi ascolta e sparge la voce schiacciando il tastino condividi sulla pagina Facebook di Radio Libertà, sul canale YouTube di Radio Libertà, o ancora meglio, siete sulla pagina Facebook di Lega Salvini Premier. Ragazzi, lì ci sono veramente migliaia e migliaia di visualizzazioni ogni giorno e la roba mi emoziona di brutto. Schiacciate condividi e inviate questa rassegna stampa via WhatsApp a parenti o amici in giro per l'Italia in vacanza, che magari, sai, quando hai poco tempo perché hai tante cose da fare, camminare, nuotare, dormire, magari sentirsi una rassegna stampa un po' diversa dal solito gli dà quel guizzo di libertà. Noi siamo proprio Radio Libertà. Buongiorno naturalmente anche ai tantissimi amici che ci seguono via radio. Ormai è una realtà, schiacciando DAB sull'autoradio della macchina si trovano tante radio nuove, tutte in ordine alfabetico, e tra queste, in tutta Italia, siamo nazionali, si può ascoltare Radio Libertà. Un po' di messaggini, ma guarda un po', ne ho qua una spataziata via gigantesca, ma ci piace assolutamente. Certo, lavorano. Vabbè, sono io che perché dico che gli immigrati lavorano, ma è vero, adesso dai, Mauro, certo lavorano ma rompono il passero, Mauro. La verità è sì che molti di questi lavorano onestamente ma ci odiano ed è una roba bruttissima. Io torno al solito esempio del pizzaiolo. Pensare che il mio pizzaiolo, che sembra anche simpatico, in fondo mi odia quando mi dà in mano quella pizza, mi fa stare male. Non devo pensarci, ok? E voglio pensare che non sia vero, certo. Buongiorno, il sindacato della polizia non può sporgere denuncia verso il sindaco di Bologna in quanto complice e provocatore degli avvenimenti che sono successi. Bravo Paolo, questa è una gran bella idea e oggi su alcuni quotidiani già se ne parla. Ciao Sammy, ma cosa bisogna fare? È necessaria una remigrazione totale, altrimenti non ce la faremo, sono troppi, aumentano sempre di più e le loro donne sono sempre incinta. Già, il problema è la sinistra e tutti i sinistroidi che andrebbero resi innocui. Purtroppo loro non possiamo remigrarli. Dani, si chiama democrazia, certamente, ma è dura. È dura davvero. Buongiorno Sammy, se la sinistra vuole abolire la polizia si devono togliere le scorte, poi vediamo come se la fanno sotto. Brava Maria Teresa, è vero. Buongiorno Sammy, è possibile che nessuno da questa parte abbia ancora denunciato il sindaco Lepore? Dall'altra parte avrebbero già presentato i faldoni in procura. Tra l'altro il difensore della famiglia del marocchino morto a Ferrara ha denunciato per una bagatella il sindaco leghista perché ha rivelato che il figlio aveva casini con la droga. Ricordo che il difensore in questione è o comunque era il compagno della Cucchi. Sì, tutto in famiglia. Tutto torna, impariamo da loro, ci scrive Fabio. Buongiorno Sammy, riesci a trovare sui giornali la motivazione dell'arresto di Fakir Abderrahim? Puoi magari chiedere se ne sa di più il sindacato di polizia? Ci scrive Raimondo. Allora Bignami, quello che si vestiva da nazista, dice cose, ma d'altronde il manifesto ha titolato bene Meloni che si fa un selfie con alle spalle il blocco nero fascista. Allora Francesca era blocco nero, mi sembrava che erano un po' vestiti di scuro ma non capivo, no? Il manifesto non sbaglia mai, ci scrive Francesco che è un fan del quotidiano
comunista, il manifesto, ed è il motivo principale, immagino, Francesco, per cui mi segui, perché io ogni mattina leggo il manifesto. Beh, ma adesso torniamo sul giornale, facciamo i seri. Vi dicevo, sì, un uragano sull'Epore, guarda qua, a pagina 7 del quotidiano Il Giornale, Matteo Lepore deve dimettersi. Il centrodestra, dati gli effetti della piazza convocata per la verità e la giustizia, non ha dubbi. Le indagini sulla morte di Fakire sono in corso, Bologna invece è di nuovo vittima di devastazione. Il tema sollevato da Fratelli d'Italia, Lega e dal resto della coalizione è netto. È stato Lepore a radunare chi si è scagliato contro le forze dell'ordine. E signori, anche il nostro consigliere comunale a Bologna Di Benedetto ha detto che questa è la volta giusta. Se ne deve andare. Oggi Di Benedetto arriva alle 15:30 qui su Radio Libertà. Ne parliamo e domani parleremo con la Lega di Bologna e quindi con il capo della Lega di Bologna che giustamente dice la stessa cosa: raccogliamo firme. Per la prima volta una raccolta seria di firme affinché il sindaco Lepore smammi. L'anno prossimo si va ad elezioni, lo sapete, a Bologna. Quel sindaco legato alle Coop che ha regalato la città ai violenti. Sul giornale Francesco Boezzi ce la racconta giusta. Un centro ricco e un tempo gaudente, il centro di Bologna, è diventato capitale di degrado e spacciatori. Più interessante che mai l'articolo quest'oggi sul quotidiano Il Giornale. E la Schlein che fa? La segretaria Dem, Toni Bassi, ha rotto il silenzio solo dopo qualche giorno e la Schlein ha preferito servirsi dell'ars della cautela nelle 72 ore successive alla condanna di Mario Roggero e alla morte in manette del marocchino Fakir al quartiere Pilastro della sua Bologna. Il messaggio è netto: abbassiamo i toni. Non ha dunque urlato alla maniera del pentastellato Riccardo Ricciardi: siete la peggior specie di neofascismo che potesse capitarci, né tantomeno per una volta ha seguito la direttrice del leader di AVS Fratoianni, che in aula a Montecitorio è arrivato a parlare di colpo di stato silenzioso. La Schlein si è dunque smarcata dai compagni di coalizione che in questi mesi l'hanno indotta alla radicalità che non l'ha premiata nei sondaggi. Figurarsi per ottenere la leadership del campo largo. Sembra l'inizio di una svolta moderata di Certo è che al Nazareno pare abbiano compreso l'importanza del dossier Roggero e Bologna, a maggior ragione dopo che la manifestazione di lunedì indetta dal sindaco Lepore, che si è trasformata in una guerriglia urbana e, dettaglio di non poco conto, non si sono lasciati travolgere dalla propaganda. La ragione di questa svolta è legata a uno dei temi più scottanti della prossima campagna elettorale. Lo sapete quale sarà? È proprio quello: la sicurezza. Ci sono pezzi da 90 del Nazareno che da mesi le dicono di non snobbare la questione sicurezza, perché la sicurezza non è solo appannaggio della destra, deve essere una delle priorità del programma del campo largo. Vi ricordate cosa hanno cominciato a dire negli scorsi mesi? Danno la colpa al governo, al ministro dell'interno. Succedono queste cose? Dov'è il ministro dell'interno? Proprio per questo che lo vorremmo cambiare. Ci piacerebbe, diciamo così. Non a caso, prosegue l'articolo sul giornale, ieri sera quando la Schlein si è presentata nel salotto di In Onda sulla 7, quelli che se la cantano e se la suonano, ha usato queste parole: il ruolo della politica deve essere quello di non commentare i fatti di cronaca. C'è un clima di forte polarizzazione che non fa bene al paese e noi come rappresentanti delle istituzioni dobbiamo svelenire questo clima. Una cautela che segna la fase 2 dell'azione politica di Elli, che va da sé condanna la violenza senza ambiguità. Resta solo da capire se questo smarcamento del radicalismo degli altri attori protagonisti del campo largo sarà definitivo. Giro di nuovo la pagina, ragazzi. Bologna ferita. Il reportage sul quotidiano Il Giornale, oggi da comprare, tra i pentiti Dem nella città rossa
scossa che si è stancata dell'antagonismo. Avete letto bene, Bologna si è stancata dell'antagonismo, scrive l'inviato a Bologna del giornale Vittorio Macioce. La rivolta sociale ormai è diventata un pretesto politico per coprire la criminalità comune, lo spaccio, il degrado. Interessantissimo questo articolo, già, che svela una Bologna che per la prima volta ha coraggio di dire basta, basta lepore. Staremo a vedere, intanto seguiteci perché vi daremo anche le istruzioni di come votare la raccolta di firme che si sta facendo proprio su questo argomento, cioè per mandare a casa il sindaco di Bologna, Lepore. Intanto giriamo la pagina perché sempre sul giornale l'altro argomento che è stato coperto, taciuto, silenziato, gli hanno messo la museruola in questi giorni e l'argomento è quello di Roggero, l'orefice andato in galera, che deve pure dare soldi ai parenti dei ladri che sono arrivati nel suo negozio. Dopo tante rapine il cervello reagisce come un'esplosione, processo naturale. Si intervista Claudio Mencacci, presidente della Società Italiana di Neuropsicofarmacologia e lo psichiatra dice facile identificarsi nel gioielliere perché in molti avrebbero potuto trovarsi nella sua situazione. Il pregresso altera lo stato di allerta di fronte alla minaccia, avviene tutto nell'amigdala, ok? Ragazzi, il psichiatra, se non lo sa lui, tutti ci siamo chiesti cosa avrei fatto io al posto di Mario Roggero, come avrei reagito davanti al pericolo. Insomma, tutti ci siamo calati nei suoi panni, ancor prima di giudicare le dinamiche del video, di prendere posizioni. Per questo il gioielliere in carcere trova la comprensione della gente, anche di gran parte della sinistra. Ragazzi, è proprio così. 2 italiani su 3 sono col gioielliere. Ultimo sondaggio. Non quella dei politici e dei proclami, ma stiamo parlando la maggior parte della sinistra degli elettori, delle persone comuni che lavorano, che avrebbero potuto essere al suo posto. C'è un processo di identificazione nella storia che ci vede tutti uguali di fronte al pericolo. In quel preciso attimo in cui da vittime cerchiamo una via d'uscita e distinto ci difendiamo. Non siamo uguali nelle reazioni, ma ne parliamo in questa intervista con Claudio Mencacci, medico psichiatra, interessantissima, oggi sul quotidiano Il Giornale. Si cambia argomento e certo io sono qua per mettervi sul tavolo gli argomenti che secondo me devono infiammare questa giornata targata 22 luglio 2026, qualunque cosa facciate, che lavoriate, che studiate, che siate in vacanza, che siate in pensione, potete permettervi anche, perché no, di andare poi a cercare gli argomenti che vi segnalo, comprando quel famoso giornale, rumore di carta, oppure tramite internet approfondendo da qualche parte. Altro fatto bello tosto, la pagina 13 del giornale ci svela che 2 alunni italiani su 102, questa è la scuola di oggi, già, in un istituto di Mestre gli studenti originari del Bangladesh diventano la maggioranza. L'integrazione non funziona, no, se questa è scuola. 2 alunni italiani su 102. La scuola italiana si sveglia straniera a casa sua. Non aggiungo altro, ma l'articolone merita la lettura. Tanto per saperlo, in taglio basso poi c'è una bella cartina che svela la via dei bengalesi. Ci manca, sicuramente in qualche quartiere di Bologna ci sarà via dei bengalesi. Ci gliene dedichiamo una a questo punto, ormai sono più di noi. La via dei bengalesi e il soccorso delle ONG
Ecco, rotte e tariffe dell'invasione record. E qui tutta la cartina delle rotte, come fare per venire in Italia, quanto si spende, eccetera. Oh, queste sono cose oggi sul quotidiano Il Giornale, ma ci sono su tutti i social, sappiatelo. E poi non sul giornale, ma mi pare sul Libero, sulla Verità, e c'è anche una foto terribile, terribile, drammatica, che vi consiglio di non guardare per non stare male, degli invasori, sono invasori ormai, che arrivano sulle coste della Sardegna, in una delle spiagge più belle, me l'ha segnalata il nostro Max di Sant'Antioco, di Carbonia per l'esattezza, la spiaggia di Isarenas, una delle più belle, ci siete stati sicuramente se siete stati in Sardegna, dove sono sbarcati l'altro giorno decine e decine di clandestini e hanno festeggiato sparando fuochi artificiali. Perché mi guardi? Dovrei aggiungere altro? Cosa posso aggiungere? Mi cade la penna. Se avete qualcosa da dire, 340 67 09 659, la penna, la penna. E Simone è campione di dizione, recitazione, ma fa anche danza, fa di tutto, ogni tanto mi fa di quegli spettacolini qua che non vi dico. Proseguiamo, signori, però vi sto dicendo cose che nessun altro vi dice, ragazzi. Adesso non è che voglio il vostro ringraziamento, mi bastano quei famosi 5 euro sul conto corrente postale 37671294 e vi leggerò anche, eccolo qua, il commento di Matteo Sacchi. A Vannacci, già signori, a quel famoso video fatto con l'intelligenza artificiale, quello che Sammy Varin non ha guardato perché non lo sopporto io, questa cultura del romano, dei tempi dei romani, il Colosseo. T'ho detto, io sono fermo ancora al manifesto dei giovani padani, Roma in fiamme, Milano capitale. E perdonami, sono bacato, ho cercato di curarmi dallo psicologo del PD, ma poi mi parlava tutto il giorno di PD, di sinistra, eccetera. Ho detto basta, lo pago pure, mi parla della sinistra. Scherzo, però no, davvero non l'ho visto quel filmato di Vannacci. Io lo amo Vannacci, lo sapete, sono innamorato di Vannacci, però quella roba mi fa schifo. Sarà che per fortuna non ci ha messo dentro Matteo Salvini, l'unica fortuna è quello. Vannacci, pollice e patacca, titola così l'articolo, il commento di Matteo Sacchi oggi sul quotidiano Il Giornale. Senti, in un mondo in cui i social sono arene digitali dove i partiti si scontrano come gladiatori decotti, una delle armi più usate è la slopaganda. Slopaganda non è una daga romana, con questo termine si intende la propaganda politica realizzata con l'intelligenza artificiale. Slopaganda si chiama così. Dio mio, come siamo caduti in basso. Non serve essere anglisti per sapere che slop significa brodaglie immangiabile in latino, capirete poi perché il termine sarebbe purgamen, una cosa che fa cagare, immagino. Io ho studiato un po' di latino. Il cliccatissimo video con il generale Vannacci che gioca all'imperatore e condanna a morte nel Colosseo Prodi, Boldrini, Conte, Schlein rientra esattamente in quella tipologia di panem et circenses a basso costo. Potremmo iniziare oggi a elencare cosa c'è di inoccurato e ridicolo in questo video virale e finire alle calende greche, però limitiamoci all'errore hollywoodiano a cui l'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte si perita di rispondere sdegnato. Un messaggio che incita la violenza e rischia di incitare più fanatici, ovvero il pollice verso con cui il princeps Vannacci suggella la condanna a morte. Storicamente è la patacca delle patacche, perché questo tipo di gestualità, si scrive oggi sul Giornale, riguardava gli scontri dei gladiatori
e non le esecuzioni. In secundis, nell'antica Roma, poi la gestualità era tutta diversa. Il pollice rinchiuso nella mano voleva dire via la spada, lascia vivere il nemico sconfitto. Il pollice verso l'alto o verso il petto significava invece finiscilo. Insomma, il generale Vannacci con la sua manina all'ingiù avrebbe fatto ridere l'urbe, e Conte, che risponde prendendo tutto sul serio, sembra capire poco di quella che nella Roma antica si chiamava satura lanx, un piatto di cibo vario che poi ha dato origine al termine satira, inteso come mischione di roba che fa ridere. Il piatto comico allestito pro Vannacci è poverello, e alla fine ci sarebbe poco da dire: de minimis non curat pretor, e tantomeno dovrebbe curarsi del purgamen. Qualcuno lo spieghi anche a Giuseppe Conte? Contenti? Vi ho letto l'articolo sulle cacchiate, pure dell'antica Roma, questi errori che sono stati fatti nel video di Vannacci, che io continuo a non guardare. Parigi si inchina all'Islam, caos sulla grande moschea. Sì, lo sapete quello che succede a Parigi, prima o poi succede anche in Italia. Pagina 21 del giornale: ministri e politici alla festa dei 100 anni, vogliamo più centri musulmani. E a Strasburgo è stato completato il più grande minareto d'Europa. Wow, wow, wow! Le celebrazioni per i 100 anni dell'inaugurazione della grande moschea di Parigi, che ha visto sfilare al suo interno rappresentanti delle istituzioni per ascoltare l'imam, si intrecciano con una campagna per l'Eliseo nel segno della sicurezza. La riemersione dell'antisemitismo nelle piazze propal, caratterizzate da fermi di decine di figli dell'immigrazione di seconda e terza generazione, o nelle proteste promosse da sindacati e partiti della sinistra francese, hanno rimesso l'Islam politico e la sua penetrazione al centro del dibattito. E se per alcuni la grande moschea resta un gioiello architettonico per onorare i soldati delle colonie nordafricane e subsahariane caduti nella prima guerra mondiale, secondo una delle massime studiose del movimento dei fratelli musulmani, l'antropologa Berjo Blacher, minacciata dagli islamisti tanto da vedersi cancellare convegni per ragioni di sicurezza, è oggi lo specchio per indagare la sottomissione di una parte della classe politica transalpina. Qua mi fermo, ma è un articolone interessantone che parla appunto di Parigi, ma si sa, Parigi è lo specchio di quello che accadrà tra poco in Italia. L'ultima segnalazione dal giornale riguarda i nostri figli, i nostri nipoti. A pagina 29, da oggi il giornale pubblica il vocabolario della Gen Z, quindi dei giovanissimi signori, che sentiamo parlare con un linguaggio veramente molto strano. I miei figli, che hanno 15 anni, Tabata ed Elia, me ne parlano molto in questo modo e io non capisco niente, mi sembra di essere imbecille, molto chill e allineati. Così parlano i nostri ragazzi. Ecco il vocabolario dei nativi digitali, un linguaggio per comprendere una generazione. Allora, a me, vi dico subito, mi dicono molto spesso cringe. A te, Simone, l'hanno mai detto che sei un po' cringe? Cringe è un verbo sostantivo e aggettivo, significa aspetto o comportamento imbarazzante o fuori luogo che fa chiudere la conversazione o fa in modo che si abbandoni una determinata situazione, spesso per goffaggine, eccessiva ostentazione o mancanza di autenticità. È chiaro, io mi metto a fare il teatro a casa, mi apposto dietro il muro per farli spaventare, mi butto per terra a gattoni e poi sbuco fuori dal letto. Altro che cringe, è un film del terrore, Sammy Varin. Ritrarsi fisicamente o emotivamente per disagio, paura o imbarazzo. A esempio, mi cringia ogni volta che parla. Anche questo devono avermelo detto. Situazione, comportamento o contenuto che suscita imbarazzo o repulsione. Esempio, è puro cringe, che provoca forte imbarazzo o disagio. Esempio, quel video è davvero cringe, capito? Va bene, questa è solo la prima pagina, la prima parte, la prima uscita del vocabolario della Gen Z sul quotidiano Il Giornale.
Sono cringe. No, ma me ne hanno detto un'altra. E chill, anche chill mi hanno detto. Chill che vuol dire, significa raffreddarsi o rilassarsi, indica la scelta consapevole di una vita tranquilla, rinunciando a stress, preoccupazioni, per prendersi tutto in maniera comoda, ok? E me l'hanno detto anche quello, oh, molto chill questa cosa, molto chill. E io dicevo, sì, sì, vero, vero, vero. Va bene, vado avanti, certo, dovrei andare. Cacchio, anche oggi ragazzi non ho che l'imbarazzo della scelta, la stampa o la verità, la stampa o la verità, e vado per un attimo sulla stampa perché lo sapete, se ve lo indico vuol dire che merita, c'è qualcosina che bisogna assolutamente guardare. Fakir, la catena degli errori, apre così il quotidiano La Stampa, ma immediatamente sulla stampa, eccolo qua l'articolo che volevo mostrarvi, perché quello che succede in Francia prima o poi accade anche in Italia. La svolta della Francia. Niente social agli under 15. È il primo paese dell'Unione Europea. Macron esulta per la riforma promessa: proteggiamo i giovani. Le piattaforme dovranno adottare sistemi di verifica dell'età. Ah, ah, ah. L'obiettivo della norma è tutelare i minori da depressione e cyberbullismo. Il presidente francese invita gli altri stati dell'Europa a seguire l'esempio. L'Italia è tra gli stati, insieme a Francia, Spagna e Germania, in cui è stato aperto un dibattito per introdurre il divieto. A livello europeo non esiste una norma vincolante, la Lega ne sta parlando seriamente, certamente, e sarebbe interessante farlo. Che ne pensate? 340 67 09 659, sono 195 i minuti medi al giorno che i giovani francesi trascorrono sui social, 195 minuti. L'89% degli adolescenti europei che usano i social in Italia, la percentuale è 80%. È il caso di vietarli agli under 15 i social? 340 6709 659. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Giornata gradevole con ampio soleggiamento e con caldo meno opprimente rispetto all'ultimo periodo. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale, salvo residui addensamenti sulle Adriatiche. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, bel tempo ovunque, salvo isolati rovesci lungo la dorsale appenninica centro-meridionale sul fianco adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato Le previsioni del giorno. C'è chi te la racconta sbagliata e chi te la racconta male. C'è chi te la racconta tagliata e chi te la racconta al contrario e chi non te la racconta affatto. QDS te la racconta giusta. Ogni giorno la tua terra, il suo presente, le sue attese, la sua volontà di rinascita. Leggi, abbonati, scegli il Quotidiano di Sicilia. L'informazione giusta per crescere insieme. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Problemi respiratori, tosse, raffreddore, tosse secca, tosse grassa. Abbiamo il prodotto che ti può aiutare. Bronco Free, la soluzione bevibile alla bava di lumaca, timo, verbena, altea, papavero e marrubio. Un insieme di erbe e di prodotti che aiutano a sciogliere il catarro e a favorirne l'espettorazione in maniera naturale. La tosse è un meccanismo espulsivo naturale che il nostro organismo mette in atto quando all'interno delle nostre vie respiratorie entrano virus, entrano batteri, entrano sostanze che il nostro organismo ritiene dannose. Come fare per calmare la tosse?
bisogna sciogliere il catarro e favorirne l'espettorazione attraverso un mucolitico naturale. La bava di lumaca, infatti, attraverso gli enzimi litici in essa contenuti, aiuta a sciogliere appunto il catarro e aiuta la sua espulsione. Abbiamo un'offerta straordinaria per voi stamattina. Se dite ascolto Radio Libertà e chiamate lo 030 68 40 408, 3 flaconi di Bronco Free a 59 euro, e se dite ascolto Radio Libertà voi non pagate le spese di trasporto e in più avete uno splendido omaggio. Chiamate adesso 030 68 40 408. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Sammy, so che sei un marionette della Lega. Dai, vediamo se hai le palle a parlare di questi assassini che hanno ammazzato questa persona. Questo qua è completamente integrato, 36 anni che vive in Italia. E li hanno ammazzato questi qua. Come quello lì, George Floyd. Qua dobbiamo fare una rivoluzione contro queste polizie, questi razzisti qua. Tutta colpa vostra voi della Lega e questi qua, Miloni, Vannacci, tutti questi qua che buttano sempre benzina sul fuoco. Per arrivare al potere usano solo stranieri, non hanno niente a dare agli italiani e all'Italia. Angelo, Angelo, Angelo mio, io non credevo che questa sera sarebbe stato davvero un addio. Angelo, credimi, io non volevo. Angelo, Angelo, Angelo mio, quando t'ho detto che voglio andarmene, volevo solo vederti piangere, perché mi piace farti soffrire. Volevo farti piangere, vedere le tue lacrime, sentire che il tuo cuore è nelle mie mani. Angelo, Angelo, Angelo mio, ma tu stasera invece di piangere guardi la mia faccia in un modo strano, come se fosse ormai lontano.
Allora, sto commettendo un reato, perché dovrei farvela ascoltare tutta una stupenda versione di una storica canzone di Luigi Tenco intitolata Angelo, interpretazione di Gabriel Cavassa, un omaggio a Luigi Tenco che fa parte di Diavola, il suo album di debutto con la storica etichetta jazz Blue Note Records. Angelo, cercatelo su YouTube, sugli store digitali, una canzone fantastica. Chiaro, il personaggio Luigi Tenco, mi chiedo veramente se non l'avesse fatta finita oggi chi sarebbe Luigi Tenco. 8:39, buongiorno Sammy Varin. Lo so, è molto particolare la musica che vi trasmetto, come le notizie che vi do. Ciò che gira su Radio Libertà non gira sulle altre radio, sappiatelo. Enzo, buongiorno Sammy, questo immigrato, quello che avete sentito prima, mi fa schifo, nel suo paese gli avrebbero tagliato già la gola, invece qui parla e sparla, ma in una cosa ha ragione, la colpa è nostra. Ti dico, io lo sto facendo ascoltare il nostro immigrato perché è quello che pensano molti immigrati che lavorano anche onestamente nel nostro paese, ma ci odiano le nostre leggi. Se lo pensano quelli che lavorano onestamente, come questo ragazzo che abbiamo ascoltato nella registrazione di un WhatsApp, tu ti immagini quelli che non hanno alcun lavoro? Quale odio, quale risentimento verso l'Occidente e verso noi italiani? Un altro messaggio, sentiamolo. Chi c'è in linea? Buongiorno Sammy, Buona. guarda, ti do le dritte anche per gli ascoltatori di cosa significano i sindaci di Bologna. L'ultimo veramente decente da parte di sinistra è stato Zangheri, era un intellettuale, una brava persona, è riuscito a gestire a livello culturale, sicuramente stupidaggini come queste alla Lepore non le avrebbe fatte. Poi abbiamo avuto dei funzionari in beni, vitali, e finalmente si liberò Bologna con Giorgio Guazzaloca. Lì nacque una primavera meravigliosa, perché vorrei ricordare a tutti che Bologna, quando è produttiva, non ha nulla da invidiare a nessun'altra città del nord, anzi è un motorino non da poco. Bologna e tutta l'area metropolitana, con diciamo firme e marchi di grande valore non solo in Italia ma nel mondo. E poi di nuovo il Grigiore con Merola e adesso Lepore, sempre andando in discesa. Lepore è stato un assessore, mi sembra, all'ambiente, poca roba, e poi dopo tutto è calato. E questo calo politico, culturale della città, ovviamente c'è stato anche il calo di tutto quello che era dentro a questa area, che ha fatto fuggire tantissima gente dalle città, dal comune centrale verso le periferiche o allontanamenti anche più lunghi, e si è riempita invece di tutte queste persone di cui anche tanta gentaglia che non ha nulla a che vedere con la storia di questa città. Quindi si arriva ai paradossi, e uno dei paradossi è proprio questo: mentre si costruisce, c'era la possibilità con Guazzaloca di fare linee metropolitane che oggi sarebbero già a disposizione completa dei cittadini, hanno voluto fare linee tram che ancora non hanno terminato i lavori, creando una confusione enorme, soprattutto nelle aree centrali e non solo della città, e poi le varie trovate. Una di queste è oltre ai 30 all'ora, e questa roba che resta comunitario non paga il biglietto. Complimenti. Sì, grazie caro, l'abbiamo svelato in rassegna stampa l'altro giorno. A Bologna l'immigrato non paga il biglietto dei mezzi pubblici. Ne parleremo certamente oggi pomeriggio alle 15:30 nella trasmissione Lega e dintorni. Marco Grimoldi intervista il consigliere comunale della Lega a Bologna, Matteo Di Benedetto, l'unico rimasto, signori. Mentre venerdì, dopodomani, io intervisterò Valeria Gamberini, che è la segretaria della Lega di Bologna. Per la prima volta, signori, te l'ho detto, stanno apparendo raccolte di firme, mozioni,
pozioni per far dimettere il sindaco di Bologna, Lepore. Mai successa una roba del genere. Guarda Repubblica invece come ci svia Roggero l'odio sui giudici. L'ANM denuncia minacce ai magistrati che hanno seguito il caso. La politica sia responsabile, hanno detto ieri. Il gioielliere ora chiede la sospensione della pena e sulla giustizia la maggioranza si spacca. Vi porto all'interno del quotidiano La Repubblica, ma in centropagina Meloni accusa Lepore per la piazza, complice degli scontri con la polizia, mentre il legale di Fakir dice poteva salvarsi, e su questo non c'è dubbio, poteva salvarsi, tutti si possono salvare, ma a volte capita che si muoia. Capire di chi è la colpa, capire che cosa è successo. Ci date il tempo o bisogna subito sfasciare Bologna e la faccia ai poliziotti? Roggero, l'allarme dell'ANM, minacciati i magistrati, ora basta delegittimazione. Siamo sul quotidiano Repubblica. Bruti liberati, una follia, contro di noi propaganda e Nordio non ci difende. Si parla chiaramente dei magistrati minacciati. Poi Bologna, bufera dopo gli scontri, Meloni si schiera con gli agenti, Lepore. Siamo la piazza pacifica. Ne parleremo tra un quarto d'ora. Arriva Alessandro Morelli. Se avete qualche domanda per lui, scrivetemela 340 6709 659. Scopriamo che c'erano due piazze, ok? E il sindaco di Bologna era in quella pacifica. Intervista sul quotidiano Repubblica al SILP. Anche noi del SILP eravamo al presidio. Nessuna ideologia, vogliamo chiarezza. Michele Caldarulo, segretario SILP Bologna. E praticamente noi siamo scesi in piazza contro la polizia, abbiamo partecipato per esprimere il nostro cordoglio, aprire un momento di confronto con la società civile affinché una tragedia del genere non si ripeta. Michele Caldarulo è segretario del sindacato italiano Lavoratori di Polizia di Bologna, ok? Quindi sono segretario dei lavoratori della polizia e non siamo scesi, Varina, hai detto noi siamo scesi, non siamo scesi in piazza contro la polizia. Vi faccio gli scherzetti, lo so, e comunque se ne parla oggi sul quotidiano La Repubblica. La memoria di mio zio non sia macchiata da episodi di violenza. A parlare è lei, la prossima candidata del PD, Yosra, 23 anni, la nipote del povero Fakir. La sua voce si è spenta, ma la mia adesso è diventata ancora più forte. Quindi non si vuole vendicare nessuno. Chi ha mai detto che vogliamo vendetta? Ma chi lo ha detto? Chi lo ha detto? Avete capito male. Pagina 16 di Repubblica. Perché ho scelto Repubblica? Perché è l'unica che parla di autonomia, ragazzi miei. Ne parla male, ma ci sono novità sull'autonomia che d'altronde Sammy Varin vi aveva promesso. Autonomia sì della Camera alle preintese con il Nord, con la T finale. Dopo il Senato, il secondo via libera per Liguria, Lombardia e Piemonte. Schlein, la riforma penalizza il Sud. Sanità meno equa, un sistema pensionistico integrato su base regionale, più poteri la protezione civile, elenchi sulle professioni non regolamentate da ordini nazionali. Dopo il Senato, la Camera approva le preintese di Liguria, Lombardia, Piemonte sull'autonomia differenziata. Questa mattina invece sarà la volta del Veneto, un patto di potere scellerato che divide l'Italia tra cittadini di serie A e cittadini di serie B, insorgono le opposizioni. Una riforma che non migliora la vita delle persone e penalizza il Sud. Non ci convincerete mai che il Paese possa ripartire disuniti e più divisi. Giorgia Meloni si deve convincere che questo Paese, nonostante voi, rimarrà uno e indivisibile. Attacca in aula la segretaria del PD Ellis Lane, mentre la Lega esulta sul via libera sull'accordo preliminare tra lo Stato e la Lombardia. Una fumata bianca al seguito della quale i deputati di PD 5 Stelle e AVS
hanno sollevato dei cartelli gialli con scritte rosse: la salute è in diritto, non un privilegio, sanità per tutti da nord a sud, no autonomia, no sanità per ricchi. Un rischio, quello di un paese ancora più a due velocità, cristallizzato nelle parole del leghista Igor Iezzi. Mi auguro che vogliano fare le preintese anche le regioni del sud. Basta piangersi addosso, la classe amministrativa di quei posti dovrebbe avere il coraggio di alzarsi le maniche finalmente, per una volta nella loro vita, mettersi a lavorare per i propri cittadini, ha detto tra gli applausi dei suoi colleghi, invece di spendere continuamente e inutilmente i fondi pubblici. Applauso. In soldoni, gli accordi tra Stato e singole regioni comporteranno che un medico che lavori in corsia in un ospedale di Brescia, pur appartenendo al medesimo Servizio Sanitario Nazionale, possa guadagnare di più di un suo collega al lavoro in un reparto di Caltanissetta, a parità di mansioni e competenze, e a fine carriera potrà accedere a una pensione più consistente grazie al sistema integrativo riconosciuto dall'autonomia differenziata. Dopo il via libera della Camera anche all'intesa del Veneto, a intervenire sarà nuovamente il ministro Roberto Calderoli, che dovrà predisporre i decreti attuativi da approvare in Consiglio dei Ministri. A quel punto le intese saranno operative, con diverse novità introdotte in materia di sanità e di protezione civile. Le 4 regioni avranno autonomia di siglare nuovi contratti di lavoro, ma a tempo determinato. Ma le intese durano almeno 10 anni, osserva la responsabile del lavoro del PD Guerra, mentre nel pubblico impiego si può stare a tempo indeterminato solo per 3. Programmiamo di formare persone per poi licenziarle. Le regioni avranno mano libera anche sulla formazione degli operatori di protezione civile. Potranno decidere i corsi, riconoscere gli enti che li terranno, individuare i docenti. Infine, appunto, le pensioni. È previsto un sistema di previdenza complementare e integrativa, anche attivando convenzioni con fondi pensioni già esistenti. È la strada che porta a un fallimento annunciato, scandisce dai 5 Stelle Mariolina Castellone. Sono una secessione mascherata. È un giorno nero per il Mezzogiorno, dice il deputato e segretario del PD in Campania De Luca. In questo modo si crea un'Italia a 2 livelli. Da una parte i territori che hanno più risorse, dall'altra quelli più fragili. Non è così che si fa una riforma seria, tuona dai banchi di IV Giachetti. Questa, sottolinea da VS Fratoianni, è la legislatura del mercato. La separazione delle carriere per Fratelli d'Italia, le intese sull'autonomia per la Lega. Ogni volta dentro la maggioranza funziona così: io ti do una cosa, tu me ne dai un'altra. Nella stessa pagina di Repubblica l'intervista a De Caro, il governatore De Caro della Puglia. Le regioni difendano i diritti, ora ricorso alla Corte. Questa non è una battaglia di partito, meglio nazionalizzare l'assistenza sanitaria, quindi fare una bella assistenza nazionale identica a quella della Calabria. O della Puglia, se preferite. Autonomia differenziata, meglio nazionalizzare la sanità. Lancia una provocazione. Era una provocazione, mica scemo, dai, scherzo. Antonio De Caro, presidente della Regione Puglia, già sindaco di Bari, presidente dell'ANCI, e rivolge un appello non di partito ai colleghi governatori: unitevi al nostro ricorso, perché i cittadini devono avere uguali diritti. Chiaramente approfondite oggi sul quotidiano Repubblica. Anche Repubblica parla della Francia, che vieta i social ai ragazzi under 15, è il primo paese europeo. Ma la terribile notizia, passata chiaramente sotto traccia perché ci sono notizie più importanti, è quella pagina 22 di Repubblica: Milano stuprata a 16 anni dal giovane conosciuto sul web. Il primo incontro con un ragazzo conosciuto sui social che si trasforma in un incubo. 16 anni lei, 22 lui, appuntamento fuori da un supermercato con passeggiata fino a raggiungere un parco alla periferia sud di Milano. Le prime fusioni, poi la minore pronuncia più volte il suo no alla richiesta di andare oltre. Questo non lo voglio fare, la frase che la vittima ripete a quello che da lì a poco si trasformerà nel suo violentatore. E qui naturalmente l'attenzione di noi genitori, di voi nonni, verso i nostri figli, controllarli un po' di più, che non vuol dire
essere la loro ombra certamente, ma cercare di controllarli, dici, fosse facile. Col telefonino è un po' più facile, dobbiamo ammetterlo. Sono sul quotidiano La Verità, signori, anche qua c'è roba buona. La sinistra pacifica, ad esempio, 70 agenti feriti. Pesante bilancio degli scontri a Bologna, auto in fiamme, danni ai negozi. Il sindaco che ha indetto la manifestazione per la morte di un immigrato, su cui si sta ancora indagando, sapeva benissimo che cosa sarebbe successo, la caccia ai poliziotti. Ora deve assumersi le sue responsabilità e con lui il PD, il suo partito e gli alleati. La Meloni, così si alimenta l'odio. Le forze dell'ordine ci hanno reso dei bersagli. Sulla Verità, ecco l'Epore che tenta il trucco delle due piazze, ma casca male. Dall'alluvione al crack, ecco tutte le sue prodezze. Riassunto quest'oggi sul quotidiano La Verità, che si occupa anche della commissione Covid, è l'ora dei danni prodotti dai vaccini. E Vignami attacca, c'erano poche mascherine date ai cinesi. All'interno del quotidiano La Verità, Bologna si sveglia in guerra, 70 agenti feriti. Nuovi cortei a Napoli e Firenze e spuntano le bandiere dei CARC. Schierandosi contro la polizia, Dem e 5 Stelle giocano col fuoco. E ancora una volta il video di Vannacci, la sfida del premier all'indignazione della sinistra. Mi dissocio dal video di Vannacci. Ora il PD condanni chi parla di fucili. Giorgia attacca, alimentano l'odio, così il capo del governo, Giorgia Meloni, oggi è intervistata sul quotidiano Il Giornale. L'ira della polizia contro il sindaco Dem ha reso le nostre divise un bersaglio. Per aver favorito un clima da omicidio di Stato, l'amministratore di Bologna scarica la colpa dei disordini sui cittadini. C'erano due piazze, solo una ci rappresenta. Il ritratto di un uomo a 30 all'ora che usa i soldi pubblici per le pipe ai tossici. Ne parla Patrizia Floderreiter oggi sul quotidiano La Verità, riassumendo quello che ha combinato in questi anni l'Epore. E la CGIL Forcaiola oscura le botte. L'organizzazione di Landini ancora una volta molla i lavoratori delle forze dell'ordine già trattati da assassini di Fakir. La CISL si smarca, aspettiamo la magistratura e magari qualche giorno ancora. Giro di nuovo la pagina sul quotidiano La Verità. Giudici e sinistra strillano. Democrazia a rischio, ma gli italiani tifano Roggero. Ne parliamo tra poco, arriva il sottosegretario Morelli tra qualche minuto. L'ANM parla di clima pesante, toghe minacciate. Fratoianni evoca colpi di Stato. Il sondaggio del quotidiano Domani, Foglio Progressista, li zittisce. Il popolo vuole la grazia. Intanto Malan apre alla riforma leghista sulla legittima difesa. Resta al nodo Forza Italia, dobbiamo convincere anche loro. Se approvata, sull'eventuale scarcerazione del gioielliere dovrebbe valutare un giudice, ma sarebbe possibile. Ancora sul quotidiano La Verità, mai più risarcimenti alle vittime. Anche questo è un argomento che trattiamo tra pochissimo con Alessandro Morelli. Fratelli d'Italia presenta la norma alla Camera. I meloniani accelerano sulla proposta per modificare la responsabilità civile in casi come quello dell'Orafo. Si punta su più strade, compresi l'emendamento al decreto su giustizia e immigrazione e il DDL governativo. Solo un riquadretto a pagina 7 della Verità sull'autonomia. Ok di Montecitorio per Lombardia, Piemonte e Liguria, oggi il voto sul Veneto. Autonomia sì alle preintese per 3 regioni. La Camera ha approvato le intese preliminari sull'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni Lombardia, Piemonte e Liguria nelle materie no-LEP, protezione civile, professioni, previdenza complementare integrativa e per tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica. Il voto sulla risoluzione relativo alla preintesa col Veneto sulle stesse materie è stato rinviato ad oggi. L'approvazione sblocca i primi accordi previsti dalla legge quadro che porta la firma del ministro Roberto Calderoli. Protestano i partiti d'opposizione che evocano la
frammentazione del paese. Giro di nuovo la pagina, migranti, l'errore di patronaggio è giuridico. Il magistrato che aveva promosso un procedimento penale contro Salvini sostiene adesso che le esigenze di sicurezza dello Stato non possono comprimere i diritti degli stranieri che arrivano qui, ma è un ragionamento fallace, una mancanza di buonsenso. A dire così è il presidente di sezione emerito della Corte di Cassazione, Pietro Dubolino, ne parla oggi a pagina 9, La Verità. E eccola qua la foto di cui vi dicevo prima, e vai a tutta velocità sulle coste sarde. Gli immigrati sbarcano in Italia e festeggiano con i fuochi d'artificio. Un gruppo di migranti è arrivato a tutta velocità sulle coste sarde, a Isarenas Biancas, nel sud della Sardegna. Spiaggia bellissima. In prevalenza uomini, sono sbarcati lanciando le barche alla massima velocità per poi festeggiare il loro arrivo sparando fuochi d'artificio. Lo sbarco è stato filmato dai bagnanti, rimasti attoniti di fronte a quelle scene. Sono sempre più frequenti gli arrivi compiuti con l'utilizzo di piccole imbarcazioni che partono dalla Tunisia e dalla Libia. Te ti immagini, sei lì bello tranquillo che fai il bagno, vedi che arriva una barca a tutto gas, scendono gli immigrati e sparano i fuochi d'artificio. Bignami contro Conte e Arcuri sui DPI, dispositivi, ma le opposizioni disertano la seduta. Ne parla solo il quotidiano La Verità, pagina 10. Il capogruppo di Fratelli d'Italia, audito in commissione, accusa Giuseppi di mancata trasparenza sul piano pandemico e invio di mascherine alla Cina. PD, 5 Stelle e AVS danno forfait e poi sbraitano. Inutile pantomima. Snobbati i miei allarmi sugli effetti avversi. Alla bicamerale Bellavite ribadisce di avere segnalato i pericoli dei sieri, ma l'AIFA lo liquidò dicendo è un no vax. Tan, ta, ta, ta. Reintegro dei medici. Il centrodestra prende tempo dopo il muro del Colle. Solo alle 9 ci dobbiamo fermare, lo facciamo faccio vedere solo così per sport la prima pagina di Libero, che comunque è bella tosta. Cornuti e mazziati. A Bologna 64 agenti feriti, 300.000 euro di danni. Già Libero, l'unico arrestato e il PD non pagherà. È già cornuti e mazziati. Strada di città, fine anni 70, io bambino cammino verso casa da solo, dopo un pomeriggio di giochi strabilianti dal mio amico ricco. Ho 7 anni e cammino, il mondo non mi spaventa, forse non lo vedo, non lo vedo. Sono fermo al semaforo rosso, il tempo si è interrotto. Sento un vuoto e un silenzio che fagocita tutto. Si prende tutto, tutto, tutto. Mi ritrovo davanti alla porta di casa. Non so chi sono io, non so chi siete voi, i miei cari, amanti familiari. Chi sono? Dove sono? Sono stato portato lontano per un po'. Forse e tu ci credi ai dischi volanti, e tu ci credi ai dischi volanti, o forse no, o forse no. Il mattino dopo tutto sembra uguale, la memoria torna, il battito è normale, una pagina bianca, una strada è storta, dal semaforo alla porta.
e rimane quel vuoto, quel silenzio nel tempo che ho voluto riempire con un nuovo racconto, una possibilità. Ti piacerà, forse sono salito sul disco volante, sono andato lassù, forse, e tu ci credi ai dischi volanti, e tu ci credi ai dischi volanti, o forse no. E Io tu... sì, io sì. Ci credo ai dischi volanti è Giuliano Pramori, cantautore indipendente nato e cresciuto a Parma, che unisce la canzone d'autore classica al pop moderno, caratterizzato da una forte attenzione per le tematiche sociali. Va ora in onda Qui Parlamento, l'attualità politica dalla viva voce di deputati e senatori. Va ora in onda L'Italia da fare, il punto sulla politica economica con Alessandro Morelli. Ed eccoci al consueto collegamento con il senatore Alessandro Morelli. Buongiorno. Buongiorno Sammy, buongiorno a te e agli ascoltatori. Allora, è inutile che ti dica che in queste settimane l'atmosfera è caldina qui su Radio Libertà. Sembra, ti dico la verità, di essere ritornato ai tempi di Radio Padania, nel senso che la gente si infervora, reagisce. Te lo dico subito, per la prima volta mi stanno arrivando segnalazioni un po' da tutta Italia che dicono: Lepore, dimettiti. Mai così tanta gente, tante persone hanno avuto coraggio, perché dire Lepore dimettiti, un conto se lo dice uno della Lega, ma persone che non so cosa votano e se mai ancora votano, che mi dicono Lepore dimettiti, si raccolgono firme. Oggi intervistiamo il consigliere comunale di Bologna, dopodomani la segretaria della Lega bolognese. Mai era successo una roba del genere. Parallelamente, certo, l'orefice Roggero. 2 italiani su 3 sono d'accordo con quello che sta portando avanti la Lega sul fronte della sicurezza. Ma ne parliamo tra pochissimo, perché a testimoniare l'atmosfera frizzantina che c'è su queste frequenze c'è qualche messaggio audio che vorrei farti ascoltare. Sentiamo. Sammy, so che sei un marionette della Lega. Dai, vediamo se hai le palle a parlare di questi assassini che hanno ammazzato questa persona. Questo qua è completamente integrato, 36 anni che vive in Italia e li hanno ammazzato questi qua, come quello lì, George Floyd. Qua dobbiamo fare una rivoluzione contro queste polizie, questi razzisti qua. Tutta colpa vostra voi della Lega e questi qua, Miloni, Vannacci, tutti questi qua che buttano sempre benzina sul fuoco. Per arrivare al potere usano solo stranieri, non hanno niente a dare agli italiani e all'Italia. Buttiamo benzina sul fuoco. Alessandro, da dove partiamo? Partiamo dai fatti e poi facciamo una piccola analisi sulla comunicazione che sta avvenendo, che magari può interessare i nostri ascoltatori. Allora, i fatti sono evidenti. Da un lato c'è un signore, un gioielliere, una persona per bene che è stata più volte rapinata con violenza, peraltro, e quindi ha subito non solo danni economici ma anche violenze nei confronti suoi e dei suoi familiari, che si è ritrovato in una situazione che chiaramente non avrebbe mai desiderato e che oggi purtroppo è in carcere a causa di una reazione che ha avuto una reazione gravissima da tutti i punti di vista, perché ha portato alla morte di 2 persone e al ferimento di un altro, ma che, come abbiamo detto più volte, se fossero rimasti a casa loro serenamente o avessero cercato un lavoro per bene, non si sarebbero poste in quella situazione. Dall'altra c'è questo signore, anche qua una vittima di una situazione. Certo, per come è stato descritto, cioè un sostanziale pezzo di pane, uno stinco di santo, stanno emergendo
nel passato di questa persona varie vicende che lo qualificano non proprio come un pezzo di pane, uno stinco di santo o quant'altro. Dunque, due agenti si sono posti a tutela e difesa del pubblico, di tutti quanti, perché questa persona era stava dando in escandescenza, era stata chiamata la polizia, è oramai assodato che diciamo aveva un momento di estrema scarsa lucidità, per cui stava sbattendo contro le serrande di box, aveva danneggiato delle auto che erano lì presenti e quant'altro, e gli agenti hanno compiuto quello che devono fare quando c'è una persona che dà fuori di matto. Quando c'è una persona che dà fuori di matto, il compito degli agenti è fermare quella persona, perché quella persona non solo può creare danni a se stesso, cosa che stava facendo, sbattendo la testa contro le serrande dei box, ma anche contro gli altri. Tu pensa, caro Sammy, a tutti questi, diciamo, parolai, leoni da tastiera o da telefono, come è noto, grazie a te e a Radio Libertà, se la loro figlia fosse passato, il loro figlio, loro stessi fossero passati di fianco a questo che stava dando fuori di testa. Già abbiamo vissuto alcuni fuori di testa nel nostro passato. Kabobo, diciamo, è quello che possiamo ricordare meglio, lo ricordiamo per chi non se lo ricorda, a sua volta non avesse a mente della vicenda Kabobo, un personaggio che evidentemente fuori di testa ammazzò a picconate 3 o 4 persone a Milano. Ora dunque, se tua figlia passa a quello che stava, a quel signore, a quell'ascoltatore che ci ha scritto, anzi che ci ha messaggiato, chiediamo se tua figlia fosse passata di fianco a questo personaggio che era fuori di testa, tu saresti stato tranquillo? Avresti chiamato Radio Libertà per dire quello che hai detto? Punto di domanda. Ora, senza arrivare a personalizzare le cose, che poi è un fatto sempre sbagliato, guardiamolo da un po' più in alto e quindi spersonalizzando. I poliziotti hanno fatto quello che devono fare, hanno bloccato un personaggio che era fuori di testa, c'era il 118 presente, e purtroppo a causa di una azione che è un'azione diciamo che deve essere fatta con la forza, perché di fronte a uno fuori di testa non puoi usare altri metodi che la forza per difendere lui stesso e gli altri. Purtroppo è successo quello che è successo. Ora le indagini chiariranno le motivazioni del decesso, quello che è avvenuto e quant'altro. Ora, quindi definire assassini 2 persone che stanno compiendo il loro lavoro, un lavoro complicato, che in questo caso serve a tutelare la figlia di quel signore che ci ha scritto, le persone, i passanti che passano lì e la vittima che purtroppo alla fine muore, mi sembra grave, e sono molto diplomatico. È grave se lo dice la signora Maria al bar, il signor Giuseppe all'edicola, eccetera, eccetera. È devastante se lo dice uno scriteriato amministratore pubblico, perché se lo dice l'amministratore pubblico il peso di quelle parole sono di una gravità assoluta, e questi sono i fatti. Se vuoi ti anticipo la domanda mi permetto di anticipare la domanda e ti dico qual è dal punto di vista comunicativo la mia lettura di quello che sta succedendo in questi giorni. Volentieri. Ora, il caso Roggero è stato un caso che evidentemente, lo hai detto tu stesso, 3/4 degli italiani stanno dalla parte della Lega. Non hai detto del centrodestra, dei parolai che urlano e poi non fanno, quindi di Vannacci, di tanti altri. Tu hai detto della Lega e hai perfettamente ragione. E lo hai detto quasi in maniera involontaria, me ne rendo conto, perché tutti quanti sanno, l'opinione pubblica sa che la Lega è da tutti i punti di vista per la legittima difesa. Poi si può valutare come i livelli, ma la Lega è con la legittima difesa, un po' nel nostro DNA, come il federalismo, aiutare le partite IVA con la flat tax, eccetera, eccetera. La legittima difesa è un mantra della Lega. Ora, quindi noi siamo credibili su questo fronte. Abbiamo riformato in parte il tema della legittima difesa. Alcuni dicono ma
la vostra legittima difesa è inutile, vedete questo Roggero. Ora, lasciamo stare le scelte processuali degli avvocati di Roggero, che sono opinabili e che hanno purtroppo portato, sono state parte della causa che poi ha portato alla condanna di Roggero. Ma sottolineo che, malgrado le leggi che hanno allargato la legittima difesa volute da Salvini, Roggero è finito in carcere. Perché devo sottolineare, te lo ricorderai, sono fatti di cronaca, che pochi mesi fa in Veneto successe proprio un fatto abbastanza simile, e siccome venne riconosciuta immediatamente la legittima difesa, all'accusato non si aprì neppure, per l'accusato non si aprì neppure il processo. Te lo ricorderai, sì. Magari è giusto ricordarlo in questi giorni. Ora, dunque, anche il peggior soviet della sezione Arci della città più comunista italiana, se a domanda tu cosa ne pensi, A, del fatto Roggero, B, del risarcimento che le vittime, perché di questo stiamo parlando, le vittime in questo caso sono la famiglia Roggero, devono restituire ai delinquenti, che poi sono pure morti, ma alle famiglie dei delinquenti. Che cosa ne pensi? Non i 3/4, ma il 100% degli italiani, compresi i soviet dell'Arci, ti dicono che è un'aberrazione. Pensare che un delinquente va in casa di qualcuno e se, diciamo, nel caso peggiore ci lascia le penne, ma ha dei danni, la famiglia aggredita debba pagare in solido, con i propri soldi, la famiglia dell'aggressore, è una cosa che, diciamo, il 100%, 101% degli italiani ritiene pazzesca. Dunque, da questo punto di vista, i tentativi della sinistra di girare l'opinione pubblica contro la posizione sia di Roggero, ma solida, della Lega, imbattibile della Lega, andavano a scalfire una corazzata che diciamo era impossibile da attaccare. Quindi cosa è successo? È avvenuto il drammatico fatto di Bologna e, guarda caso, l'enorme macchina della sinistra si è mossa, partendo dalla politica, con l'Epore, che è diciamo un folle istituzionale, con la convocazione di questa manifestazione, che poi ha portato ai fatti di Bologna e alle violenze di Bologna, con i giornalisti che hanno già decretato la condanna di fatto pubblica dei 2 poliziotti e delle persone che erano lì, i soccorritori del 118. Io ti sto dicendo dunque, Sammy, che non è una questione né del poveraccio che è morto fuori di testa, vittima della situazione, né della polizia cattiva, eccetera, eccetera, ma è una mossa comunicativa pianificata che la sinistra attua quando si ritrova in una situazione diversa che le impedisce di uscire da un cul-de-sac come quello del caso della legittima difesa, dove non hanno un cacchio da dire e qualunque cosa diranno sarà usata contro di loro dall'opinione pubblica e dagli elettori. Spero di essere stato rapido, chiaro nel suggerire una lettura ai nostri ascoltatori di una situazione che è una situazione che noi abbiamo vissuto più volte nella storia della Lega. Quando la Lega ha un diciamo l'asso da calare sul tavolo e quelli si rendono conto che con quell'asso la Lega vince, molto semplicemente si cambia tavolo, si cambia gioco, si cambia il fatto, per cui in questo momento noi, come normale che sia, e tutto il centrodestra, difendiamo i 2 poliziotti che stavano facendo il loro lavoro, entriamo chiaramente nel dibattito, loro faranno e muovono tutta la massa comunicativa di cui sono in grado e che sappiamo essere molto forte contro, creando questa divisione, queste due posizioni, quando in realtà sul fronte della legittima difesa loro avevano perso a mani basse. E capite questo fenomeno di distrazione di massa come influisce poi appunto sui giornali, sulla comunicazione, i telegiornali, i talk show, eccetera. Si è
obbligati a parlare di altro. Ricordiamolo però, Alessandro, sul fronte sicurezza, lo scriveva ieri La Stampa, la Lega tira dritto su legittima difesa e quindi si vuole ampliare questa legittima difesa a ogni situazione, e magari di questo ne parleremo, perché io ho cominciato a anticipare ai nostri ascoltatori che stiamo prevedendo un incontro che avverrà o magari ogni settimana, non lo so, qui nelle nostre frequenze, nei nostri studi, per approfondire argomenti con importanti politici della Lega e magari non solo, e con l'apporto dei nostri ascoltatori. Avremo modo, Alessandro, di parlarne, perché la gente ha bisogno veramente di capire, e come dicevi anche tu, la comunicazione è quella che comanda, e quindi se si decide che bisogna parlare di determinate cose, i giornalisti, quasi tutti, come cagnolini, corrono dietro. Quindi torneremo sull'argomento, Alessandro, ok? Intanto io ti ringrazio, Sammy. Oggi in questi giorni sono delle giornate molto intense. Questa sera ci sarà una riunione, un incontro dei parlamentari della Lega per valutare quelle che sono le opportunità, le grandi opportunità che abbiamo di fronte per la prossima campagna elettorale. E quindi non posso che augurarti buon lavoro e ci ritroviamo prossimamente su Radio Libertà. Grazie a te, Sammy, buona giornata a tutti. Avete ascoltato l'Italia da fare. Zanzarazanzan, sono ancora in onda. Sì, abbiamo dovuto salutare qualche minuto prima il sottosegretario Morelli, ma volentierissimo io ritorno sul quotidiano Libero, perché come vi dicevo, cornuti e mazziati, l'unico arrestato dopo i disordini a Bologna è stato già liberato. 300.000 euro di danni, un delinquente fermato e liberato, scrive a pagina 2 Libero. Fakir, le urla ai morsi, ecco com'è andata davvero. Si racconta il delirio del marocchino cominciato la mattina alle 9:30, testate e calci ai garage, poi l'arrivo della volante, uno dei due agenti è stato addentato a una gamba, ma chiaramente aspettiamo l'autopsia, aspettiamo di capire di cosa è morto e magari sapremo anche chi ha sbagliato. L'Epore, certo, dicevo anche a Morelli, mai come adesso la gente anche di Bologna sta alzando la testa. L'Epore, il sindaco di Bologna, sotto accusa. Paghi lui il conto o lasci la poltrona. Ve lo ricordo, oggi pomeriggio 15:30 viene intervistato il consigliere comunale della Lega a Bologna, Matteo Di Benedetto, e chiaramente si parla di questa raccolta di firme online che la Lega sta portando avanti. Meloni su Bologna, no a chi fomenta l'odio per le divise, critiche anche a Vannacci, per la prima volta una critica forte su quel video fatto con intelligenza artificiale che qualcuno mi sta anche richiedendo. No, purtroppo non ce lo abbiamo, vi dico la verità. Abbiamo quel famoso film censurato, è razzista, eccetera, lo distribuiamo proprio per farvi capire dove si può arrivare quando le cose non vanno come tu vorresti, e quindi quando i delinquenti, quasi tutti immigrati, restano impuniti. Ma quello di Vannacci lo dovete cercare sui social. Pagina 5 di Libero, l'asse centri sociali immigrati per dare l'assalto alla polizia. La piazza di lunedì rappresenta la saldatura dei due mondi, centri sociali e immigrati. Una Macedonia politica tra integrazione e problemi sociali che intercetta l'insurrezionalismo dei collettivi. Interessante questo articolo che scrive il nostro direttore Giovanni Sallusti, da tenere presente. Troppo spesso ci dimentichiamo come questi si mettono d'accordo su tante cose. Riapre il negozio di Roggero e un disegno di legge di Fratelli d'Italia che dice basta indennizi ai ladri. La moglie Mariangela, la figlia Laura hanno ripreso l'attività e il partito del Premier rilancia lo stop ai risarcimenti per chi commette gravi reati. E qui facciamo veramente squadra. 9 italiani su 10
stanno con l'orefice. Dopo la sentenza della Cassazione esplode il sostegno online al gioielliere. Un'analisi di Arcadia registra un consenso del 90% favorevoli alla grazia all'orefice Ruggero, 2 persone su 3. Che ne pensate? Chiedo sempre a voi, 340-6709-659, ma se volete avete 5 minuti, anzi 7 per entrare in onda. Chiamate 02 92 94 72 22, mentre chi si schiera col gioielliere viene cacciato dal PD, guarda qua, pagina 7 di Libero, si schiera col gioielliere e il PD lo caccia. Andrea Fossati, consigliere comunale di Piacenza, aveva invitato la sinistra a non aver paura di difendere i commercianti. I vertici locali dei Dem lo processano e pensano di destituirlo da capogruppo il 28 luglio. 029294 7222. Pronto? Pronto? Prego. Allora, io volevo fare 2 precisazioni. Il primo su Ruggero. Allora, Ruggero ha agito così perché lui pensava che gli avevano portato via la moglie, perché nei furti precedenti non si è mosso, ha subito purtroppo quello che è successo, ma non ha reagito. Ha reagito in un modo come reagiscono tutti se ti portano via un familiare. Ecco, prima cosa. Seconda cosa, riguardo ai rimborsi. Chi è che ha fatto la legge? Non mi interessa di che colore sia, non capisco il tubo, perché risarcire i delinquenti, oltre ad aver preso la refurtiva che non hanno restituito, bisogna anche pagarli. Cosa facciamo? Stipendio ai delinquenti? Non conviene più essere onesti, conviene essere delinquenti, perché l'articolo 2 dice della Costituzione che l'Italia è fondata sul lavoro. Non è più così. L'Italia è fondata sul furto, la protezione dei delinquenti e il mantenimento dei delinquenti. Ecco, questa cosa qua. Riguardo ai problemi di Bologna, di quella persona che è data fuori di testa, i familiari già c'erano, perché vedendo le registrazioni era circa un'ora che la polizia era lì per volerlo calmare. I familiari già c'erano, hanno aspettato che andava a delle conseguenze estreme, perché poi c'erano intorno anche delle altre persone civili che non si sono mosse, nessuno gli ha detto non dovete fare questo, non dovete fare, erano lì che gli giravano intorno per vedere cosa stava succedendo. Grazie a questo ascoltatore. E prima di passare alle altre telefonate, la pagina 9 di Libero, carinissima questa cosa. In Lombardia prove di remigrazione. Prova, 1, 2, 3, remigrazione. Prove tecniche di remigrazione. Non scherziamo, ma ci stiamo lavorando. L'ordine del giorno della Lega al Pirellone. Sentite qua. I detenuti con meno di 2 anni da scontare potranno scegliere di tornare in patria accompagnati da progetti di reinserimento lavorativo. Primo passo verso la remigrazione, anche per ridurre il sovraffollamento nelle carceri, sicuramente. Ne parliamo presto su queste frequenze, ma oggi pagina 9 di Libero, prove di remigrazione in Lombardia, mentre in taglio basso il sì della Camera alle intese sull'autonomia. Via libera Montecitorio ai preaccordi per Lombardia, Liguria, Piemonte. La sinistra minaccia ricorsi. Gente è fatta. 029294 7222. Pronto? Pronto? Buongiorno. Sono Albino, ciao. Dato che mi sono sempre in coda. Ciao. Allora, io sono rientrato adesso dalla mia lunga passeggiata mattutina e quando vado fuori ho le cuffie ed ascolto la radio. Wow. Allora sentivo quell'essere ignobile, decerebrato, ignorante, le scimmie di Pavlov al suo confronto sono a 200 di QI mentre lui a -0. Ma come ma che cavolata ha tirato fuori un onesto lavoratore, 36 anni in Italia? Bene, vai a vedere il suo curriculum, poi si vede che tipo di... mi viene pure il nervoso, porco Giuda.
ma ad un certo punto, ma io no, insomma, ma certa gente dovrebbe tacere, basta, poi io vado fuori di testa. L'ultima cosa, hanno beccato già il colpevole, vabbè, uno di questi che hanno piantato casino a Bologna, eccetera, è già libero, e quindi questa cosa è la licenza a distruggere, perché chi l'ha liberato non penso che sia il primo che è passato per la strada, è un magistrato, e poi la magistratura, i magistrati che diavolo sono, vengono a dire che si sentono in pericolo, che noi ce l'abbiamo con loro, messe così in parole molto povere, altro che avercela con loro, io non lo so. Ma cose, un mondo di pazzi sta diventando questo, un mondo di pazzi. Io non ci voglio andare dietro, anche se ho 81 anni, sono un po' rincoglionito, però va bene così, dai. Vi saluto, non vi trattengo ulteriormente, ciao. Ma ci mancherebbe, dobbiamo viverlo, anche che abbiate 20 anni, che ne abbiate 90, questo mondo di pazzi merita di essere vissuto, anche se non lo comprendiamo, ma possiamo sempre dare una mano a migliorarlo, non a peggiorarlo, mi raccomando. Prima della prossima chiamata alla pagina 12, perché il compagno Iacchetti, per far ridere, augura la morte al ministro. Allora, Iacchetti già ultimamente non mi sta più simpatico, forse qualcuno sa il motivo. Adesso proprio mi rifiuto di guardarlo, non so neanche più, ma va ancora in onda, Striscia la Notizia, quelle robe lì, gli hanno cambiato orari, giorni, e chi la vede più? Poi c'è Iacchetti, ha detto: vorrei vedere il ministro della sanità andare in ospedale e avere bisogno di TAC o risonanza e sentirsi dire: ci dispiace, la prima è libera tra 8 mesi e allora voglio vederlo morire prima, come succede in tanti casi. Così Enzo Iacchetti. A questo proposito, la Lombardia sta migliorando tantissimo sulle liste d'attesa, e tra poco ve lo dico. 0292947222. Pronto? Ciao Sammy, sono Marco da Mantova. Ciao. Scusami, ti ho mandato un vocale, l'hai già mandato in onda? No, non ancora. Perché allora non mandare in onda, ti parlo io di voce, perché non ho avuto l'opportunità questa mattina di ascoltare molto. Sono stato al telefono per lavoro. Allora, Bologna, ti ricorderai che a Bologna De Gregori aveva dedicato una canzone, Bologna e i suoi orchestrali. Penso che fosse dell'89, 90, 91, ancora quando facevo radio anch'io come te. Perché a Bologna c'è l'intelligenza, no? Di sinistra. Una parte è formata da Romano Prodi e i cattocomunisti, dall'altra parte c'è la sinistra più dura, quella dei centri sociali. Quindi il sindaco Lepore, per essere eletto, ha dovuto naturalmente ricevere i favori di certa classe cattocomunista, ma anche oltranzista, rivoluzionaria, eccetera, eccetera. E tra questi ci sono anche gli immigrati. E quindi lui adesso ha dovuto fare un gesto di restituzione del favore, e quindi si è messo in mano agli immigrati, ok? Ai quali deve sicuramente molta della sua elezione. Ragazzi, ultima cosa, tu hai parlato stamattina e anche ieri della scuola di Mestre. Hai capito come si fanno a creare le madrasse? Si fa in modo di riempire le classi di stranieri, soprattutto musulmani, i dirigenti scolastici, gli insegnanti italiani vanno via perché non riescono a gestire questa gente, e piano piano i musulmani inseriranno la loro classe educativa, ed ecco create le madrasse. Spero che ci siamo capiti, Sammy, sia per Bologna che per quanto concerne l'istruzione, che un domani sarà sicuramente musulmana se non facciamo qualcosa. Ciao, grazie. Grazie caro, i viaggi e i miraggi di Francesco De Gregori. Il Corriere a pagina 27, liste d'attesa, passi in avanti, balzo della Lombardia sulle visite, ma in 3 milioni attendono troppo. Sono arrivati i dati dei primi 6 mesi del 2026. La strada è giusta, però c'è ancora da fare, dice la Meloni. La Lombardia sta migliorando, e anche tanto. 0292947222. Pronto? Sì, pronto, mi sente? Prego. Ecco Gino che abita ad Ostia. Esco fuori dalle notizie attuali. Una mia considerazione: io sono un po' un attento osservatore, quando giro anche qui per Ostia, vedo le persone, vedo un forte attaccamento, un forte amore per i cani, soprattutto per i cani.
vedo tanta gente che passeggia con questi animali e io li capisco pure, perché quando ti senti solo, non sai con chi parlare, almeno c'hai qualcuno vicino. Lo capisco, però c'è un certo disintore, la popolazione non è più orientata in un certo modo. La comunicazione che viene fatta, la pubblicità a livello nazionale per l'amore per i cani, per carità, per i gatti io voglio molto bene sia all'uno che all'altro, però la gente non si guarda più, non parlano più tra di loro, non c'è conversazione, non ci sono più i figli. Non aveva torto Papa Francesco sul fatto di fate i figli piuttosto che stare troppo attaccati e amare i cani. Ecco, tutto qua, grazie. Grazie per la meditazione. Ancora un'altra chiamata, pronto? Ciao Fermi, buongiorno. Ciao. Allora, per quei pochi, spero pochi, che non hanno ancora capito, ma non vi rendete conto che sono tutte delle manovre per metterci gli uni contro gli altri? Ma l'epoca di quella finta pandemia non vi ha insegnato nulla? Allora, loro lo sanno perché noi ormai siamo tanti, forse l'80-90% che non li legittima più, non li riconosce più e quindi il sistema deve trovare un modo per metterci gli uni contro gli altri. Così non andiamo chiaramente contro il sistema perché ci scanniamo fra di noi, fra quelli che vogliono i poliziotti, quelli che vogliono gli immigrati, fra quelli che vogliono il gioielliere, quelli che vogliono la legittima difesa, lasciarlo andare, metterlo in galera. È un modo come un altro che il sistema trova perché ormai è alla fine. Trump sta facendo pulizia, sta facendo una bella pulizia, ma non ce lo dicono. Le notizie non sono quelle che sono reali, cioè della pulizia che sta facendo Trump. Loro ormai, il sistema, è arrivato a questo punto. L'unica cosa che può fare è mettere paura e zizzagna. Hai presente la parabola della zizzagna e del buon grano? Ecco, la gente ha capito, tantissime persone ormai non legittimano più questo sistema. E quindi l'unico modo che il sistema trova per metterci gli uni contro gli altri è quello di metterci dalla parte di una cosa o dalla parte di non vedete che è tutto già stabilito, questi già... Grazie carissima, vediamo. Ancora una telefonata? Oh, non mi fate più andare a casa, com'è sta cosa? Pronto? Ciao. Pronto, buongiorno. Pronto? Sì, siamo in diretta, ciao. No, ho telefonato solo per fare i complimenti a Alessandro Morelli. Per che cosa? Perché è proprio bravo, quando lo sento mi tira su il morale. Che ce n'è bisogno di questi tempi. No, ci vorrebbe tutti i giorni in radio. Grazie caro, un abbraccio. Un abbraccio e posso dirvi appunto che stiamo pensando a una trasmissione proprio con Alessandro Morelli che vi tenga per qualche ora incollati a Radio Libertà. Appena sappiamo qualcosa di più ve lo diciamo. Per il momento grazie a Simone in regia, a tutti voi, ma tranquilli, io ritorno, è una minaccia alle ore 11.